Sono iniziati questa mattina e termineranno il 18 gennaio i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione lungo la bretella di collegamento tra Viale Mediterraneo e la strada 309 Romea, disposti dall'ordinanza comunale numero 293 del 21 dicembre scorso, che aveva istituito il divieto di transito veicolare nella fascia oraria tra le 7:30 e le 18:30. La circolazione in direzione Ravenna viene deviata in via Maestri del Lavoro e alla rotatoria di Valdario. L'impresa Atlantico, che si occupa della realizzazione dell'impianto, ha installato la relativa segnaletica di preavviso e di deviazione, anche per garantire il passaggio ai mezzi di soccorso, assistenza e polizia in caso d'emergenza. Ciao, insomma la settimana è iniziata, l'anno è iniziato, sappiamo bene che la situazione è quello che è, cerchiamo sempre di vedere gli aspetti positivi, e anche se magari in un primo momento possono sembrare che non ce ne siano tanti, vi assicuro che se ci pensate bene possiamo sempre trovare qualche lato positivo. Mi permetto di ricordarvi che stiamo migrando per quanto riguarda i messaggi che mandiamo da WhatsApp a Telegram, in quanto WhatsApp ci facciamo degli scherzi, praticamente noi mandiamo messaggi e poi questi non venivano consegnati in pratica. Invece con Telegram, da questo punto di vista è molto più preciso, praticamente c'è un canale, è semplicissimo. Per chi non l'avesse basta che si scarica l'applicazione Telegram che trovate o sull'App Store o su Google Play, in pratica vi scaricate, per chi non l'avesse già, Telegram, e vi iscrivete. Come iscriversi con WhatsApp è semplicissimo, basta mettere il proprio numero di telefono, arriva un sms col codice, vi iscrivete e poi vi iscrivete al canale che si chiama Azzurra Network in pratica. Con quello praticamente siete sempre aggiornati, avete le notizie, e quindi insomma ci farebbe piacere che continuate a seguirci anche con questo metodo che è molto molto pratico, va bene? Io vi ringrazio e ancora tanti auguri di buon anno e vediamo i prossimi sviluppi. Ciao 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 ciao. Anticipando le possibili decisioni del governo nazionale in materia, il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha diramato oggi una nuova ordinanza dove stabilisce che fino al prossimo 1 febbraio le scuole secondarie di secondo grado, ovvero gli istituti di istruzione superiore, in Veneto rimarranno chiuse alla didattica in presenza, proseguendo, come negli ultimi mesi dell'anno scorso, con la didattica a distanza. Zaia è stato seguito nel proposito dal collega del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, mentre è atteso analogo riscontro anche dall'Emilia Romagna. Il presidente è stato mosso verso il provvedimento dalle difficoltà di reperire mezzi pubblici sufficienti al trasporto degli studenti e dalle cifre dei ricoveri ospedalieri che non accennano a significativi ridimensionamenti. Nel nosocomio di Chioggia, ad esempio, sono positivi 24 ricoverati nei reparti non critici e 7 in terapia intensiva. Frattanto c'è attesa per le decisioni che nelle prossime ore il Consiglio dei Ministri prenderà a proposito della colorazione delle regioni dopo il 6 gennaio. Le voci più accreditate parlano di sabato e domenica in zona rossa nazionale, mentre nei giorni feriali alcuni territori torneranno gialli e altri, come forse il Veneto, passeranno all'intermedio arancione. Sul fronte dei vaccini anti-Covid, la Regione Veneto ha diffuso aggiornamenti in merito alla somministrazione delle prime dosi durante la campagna iniziata lo scorso 27 dicembre. Nell'Ulstre Serenissima, fino alle ore 18:30 di ieri, erano state praticate 1901 fiale di vaccino Pfizer-BioNTech al personale sanitario e agli ospiti della casa di riposo, ovvero oltre il 40% di quelle ricevute finora, a fronte di una percentuale veneta del 34,6%. Alla casa di riposo Danielato di Cavarzere, il primo a beneficiarne è stato il 77enne Rino Ferrari, che non ha nascosto la propria soddisfazione. La Giunta Comunale di Chioggia, riunitasi stamane in modalità videoconferenza,
ha approvato la proroga del provvedimento risalente allo scorso maggio, il quale ha consentito di ampliare i plateatici dei locali pubblici attraverso una semplificazione nella procedura di richiesta. La delibera prende le mosse dalle necessità degli esercizi di far fronte alle regole di distanza fra le persone, conseguenti all'epidemia di Covid-19. Visto il perdurare di quest'ultima, il Comune estende così fino al 31 marzo la possibilità di allestire ulteriori spazi esterni con tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande. Interessate alla proroga sono circa 20 attività, ubicate fra il centro storico e le frazioni. In questi locali il consumo è permesso esclusivamente al tavolo, con clienti seduti per un massimo di 2 persone a ogni tavolo più eventuali minori di 14 anni. Alle ore 18 i bar devono essere sgomberati, con accatastamento delle sedie e dei tavoli situati all'esterno. L'assessore al commercio Jenny Cavazzana ricorda che queste occupazioni aggiuntive sono a titolo gratuito, derogando ai consueti vincoli di dimensione e collocazione allo scopo di favorire lo stazionamento degli utenti all'esterno. Il provvedimento naturalmente avrà nuovo vigore quando le restrizioni nazionali dovessero collocare il Veneto ancora in zona gialla, la quale consente l'apertura di bar e ristoranti con i limiti di qui sopra, favorendo anche l'asporto e la consegna a domicilio. Solo il 24 novembre scorso il sindaco Alessandro Ferro aveva emanato un'ordinanza che intendeva completare il processo conoscitivo della diffusione e dello stato di conservazione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica. Ma a fronte delle obiezioni dell'Agenzia del Demanio, che non ha ottemperato alla bonifica di alcuni immobili di sua proprietà, i quali presentano tuttora la copertura in Eternit, il Comune ha deciso di non andare allo scontro e anzi ha ritirato la stessa ordinanza numero 72 del 2020 attraverso lo strumento dell'autotutela. Il provvedimento infatti disponeva che i costi della bonifica sarebbero spettati alla pubblica amministrazione del patrimonio statale. Già in estate, seguendo una sentenza del TAR Lombardo, il Comune aveva cercato di imporre al demanio di rimuovere l'amianto dai propri stabili, ma l'agenzia ha ricorso a sua volta al TAR del Veneto, asserendo che i costi della rimozione andrebbero addebitati a chi materialmente occupa gli edifici. Pertanto sarà la giustizia amministrativa a dirimere ancora una volta il conflitto di attribuzioni tra i due poteri. L'ordinanza di Ferro stabiliva che entro 90 giorni i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto, i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché i titolari o legali rappresentanti di unità produttive caratterizzate dalla presenza di tale materiale, dovessero provvedere a far valutare il rischio per la salute pubblica e attuare poi la bonifica. La questione era venuta alla luce anche nell'ultimo mese dell'anno, grazie ai lavori di demolizione in corso lungo via del Boschetto a Sottomarina, dove insistevano fra gli altri i locali dell'ex discoteca Hijack con coperture in Eternit e al sequestro da parte della Guardia di Finanza di un capannone in zona portuale all'isola Saloni. Sempre in quest'ultima parte del territorio sono ubicati gli ex magazzini del sale, pure di proprietà demaniale, sopra i quali figura un tetto con elementi in amianto. Da poco più di un mese la comunità chioggiota di Facebook è caduta in uno dei più piacevoli buchi neri, la nostalgia. Risale infatti al 1° dicembre 2020 la nascita, per mano dei fratelli Fabio, Massimo e Cristina Bertotto, del gruppo Chioggia e Sottomarina, foto, storia e ricordi,
dove fino ad oggi ben 2.254 utenti stanno condividendo un patrimonio inestimabile di immagini dal passato, soprattutto legate a eventi familiari come matrimoni, scolaresche, ritrovi tra fratelli, giochi di calle, esperienze di lavoro. Le foto postate sono in gran parte inedite e finora riservate ai pochi intipi nelle rispettive famiglie. Spaziano dal 1900 fino agli anni 80 e scorrendole passa davanti l'implacabile mutamento del costume, della moda, delle condizioni di vita in città. Ma soprattutto, tra un corteo nuziale in piazza e le calli meravigliosamente prive di automobili, nei commenti si riuniscono fili ininterrotti, esistenze migranti e ricostruite in luoghi differenti, cugini scoprono zii che non pensavano di avere. Questo miracolo, possibile grazie alla rete, sta interessando un numero vieppiù maggiore di ciosoti e marinanti ogni giorno, ma appunto coinvolge anche chi dalla città se n'era andato e si rivede piccolo, entro classi che definire numerosi è un eufemismo, oppure ritratto col vestito buono della domenica, in tempo di guerra o comunque di miseria. Un plauso dunque a chi ha avuto l'idea di questa chiamata raccolta e a chi la sta alimentando. Nel dicembre 2017 ci avevano provato anche la Fondazione Clodiense con il Liceo Veronese, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, ma il progetto Uno scatto al passato è rimasto finora incompiuto e non fruibile. Quello che serve invece è costruire un vero e proprio museo del Novecento. Sempre più famiglie in difficoltà a causa della pandemia e la luce in fondo al tunnel ancora molto lontana. A Venezia la situazione economica appare particolarmente delicata, con un marcato aumento delle persone, anche tra chi non ha mai fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, che necessitano di aiuto. Un piccolo sostegno arriverà in città a fine gennaio attraverso il secondo bando per i buoni spesa, finanziato dal governo Conte con il decreto legge Ristori Ter dello scorso 23 novembre. Per il capoluogo sono stati stanziati 1.350.000 euro, 4.800.000 euro per tutti i 44 comuni veneziani, al fine di aiutare le famiglie che si trovano in grave difficoltà economica dovuta agli effetti del virus. I fondi saranno trasferiti al Comune di Venezia, che ha programmato un secondo bando per i buoni spesa utilizzabili nelle attività convenzionate del territorio dopo il primo di inizio aprile 2020. Al bando, del quale non si conoscono ancora i dettagli, ma che con tutta probabilità ricalcherà il precedente, si potrà accedere attraverso la piattaforma digitale del Comune, Dime. Alla misura economica di solidarietà e sostegno alimentare potranno accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Venezia, privi delle risorse economiche per l'acquisto di beni di prima necessità e non già percettori per nessun membro dell'interno del nucleo familiare di reddito o pensione di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali. Sono attese già più di 2.000 domande per i buoni spesa alimentari, mentre in città si moltiplicano le iniziative di solidarietà di associazioni e cittadini, come l'angolo del riuso a Sant'Agostin, per aiutare le molte famiglie improvvisamente impoverite a causa della pandemia.